Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dal caos migranti e dai drammi che sono legati a questa immigrazione selvaggia. Per Numia ieri un 27enne marocchino è stato accoltellato da un coinquilino dell'Africa centrale, un gambiano, ed è morto. Il colpevole è andato a rifugiarsi nel centro di accoglienza di Battaglia Terme. Sembra che questo delitto sia stato provocato da una lite per uno zaino. Sentiamo in diretta per Numia Valentina Visentin. Buongiorno da Numia, continuano gli accertamenti dei carabinieri, come vedete alle mie spalle, per quanto riguarda l'omicidio che si è consumato la notte del 28 agosto in questo casolare che vedete alle mie spalle. La lite è nata proprio all'interno tra i coinquilini stranieri che abitano in questa casa che versa in stato d'abbandono da ormai diversi anni. Una lite scaturita a quanto pare da futili motivi, dalla richiesta di uno zainetto. La vittima, infatti, Anur El Guttaia, doveva restituire uno zainetto che gli era stato prestato dal suo aggressore Sane Touré, 25enne gambiano, che è stato poi arrestato. La lite è nata proprio all'interno del casolare e poi si è spostato in strada quando il 27enne marocchino ha deciso di allontanarsi a piedi con lo zainetto che doveva restituire. Lui si è allontanato a piedi, il suo aggressore invece ha preso una bicicletta e lo ha raggiunto poco lontano, proprio in quel punto dove è avvenuto l'accoltellamento mortale. Un unico fendente alla gola, a quanto pare. E poi il 25enne gambiano si è allontanato, è scappato in bicicletta, mentre il 27enne marocchino, ferito gravemente, ha cercato aiuto dai vicini di casa, ma è collassato a terra ed è morto in pochi minuti per dissanguamento, anche se poi sarà l'autopsia ovviamente a stabilire con certezza le cause del decesso. I carabinieri, che oggi stanno continuando gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica del delitto, hanno già sequestrato il coltello da cucina che è stato utilizzato per ferire mortalmente il 27enne marocchino. Il 25enne gambiano invece aveva trovato rifugio, non si sa come, è riuscito ad entrare da una finestra all'interno del centro di accoglienza, l'ex Hotel Terme di Battaglia Terme, un centro di accoglienza che lo aveva ospitato qualche anno fa, quando era arrivato qui chiedendo lo status di rifugiato, di richiedente asilo. Si è nascosto sotto un letto, tanto che nessuno dei ragazzi che attualmente sono residenti all'interno del centro di accoglienza si era reso conto della presenza del 25enne gambiano, che è stato però trovato dai carabinieri e arrestato. Però sentiamo anche le testimonianze dei vicini di casa che hanno vissuto e raccontato anche ai carabinieri e anche ai nostri microfoni i momenti che hanno preceduto il litigio che poi ha portato all'omicidio. Abbiamo preso 10 anni fa la casa qui appunto per stare tranquilli, viverci il nostro giardino, non si può più fare, ti senti un po' prigioniera alcune volte. A parlare una residente di via Palù Inferiore. La villetta è proprio a fianco all'abitazione dove vivevano la vittima dell'accoltellamento mortale e il suo aggressore. Una vecchia casa circondata da materassi, coperte sporche e immondizia, in mezzo a giardini curati delle altre abitazioni. Una situazione difficile ormai da anni, raccontano i residenti. C'è un via vai che ultimamente non ci piace, perché già in primavera siamo accorti di macchine che si fermavano, quindi fai 1 più 1, non sono di certo persone che hanno voglia di regolarizzarsi, anzi pensi subito a spaccio di droga quando vedi movimenti del genere. Anche ieri sera rumore e urla che hanno portato i vicini di casa a chiamare i carabinieri per l'ennesima volta. Ho sentito, sì, per me c'era stata la musica anche, ma dopo non dico niente, insomma, perché mi dispiace che sia capitato questo. Non è giusto che vadano per le corti, anche perché noi qui siamo un gruppo di persone anziane. Quante persone vivono lì dentro non è chiaro, vanno e vengono, ci raccontano. Il sindaco di Numia, dopo aver scoperto questa situazione, ha avviato delle verifiche e chiede ai cittadini di raccontare e far emergere casi come questi. Noi abbiamo bisogno di avere le informazioni da parte dei nostri cittadini. I residenti in loco devono in qualche maniera fornire gli elementi perché noi ci possiamo in qualche maniera difendere da queste situazioni.
Quello che è capitato è stato gravissimo e non deve più succedere. Abbiamo appurato che il fabbricato era un fabbricato di civile abitazione dato in locazione ad un soggetto che è residente in comune a Pernumia dal 2016. Se questo soggetto poi in qualche maniera subaffittava senza o col consenso dei proprietari a qualcun altro, questo sarà tutto da verificare. Poco lontano da Pernumia, a Battaglia Terme, c'è invece la struttura di accoglienza per i migranti, dove il 25enne arrestato per il delitto si è rifugiato prima di essere arrestato. Dall'inizio dell'anno in questa struttura sono passati perlomeno 300 persone. Ne ospita una ottantina, però io vorrei capire gli altri 220 che sono transitati. Ora, qualcuno sa dove sono? Sono diventati quegli invisibili che sono nelle città e vagano e poi possono diventare, nel migliore delle ipotesi, delle persone che sono sfruttate da altri, oppure vanno a delinquere. Queste le loro parole, una situazione che durava ormai da mesi, perché il numero dei residenti all'interno dell'abitazione che vedete alle mie spalle non è chiaro, c'è un continuo andirivieni e cambio di persone, una situazione che appunto, come avete sentito anche dalle parole del sindaco di Pernumia, deve essere denunciata dai residenti e adesso è al vaglio per capire in che modalità queste persone vivevano qui e come avevano subaffittato questa casa. Da Pernumia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina. Adesso seguiamo gli sviluppi di un altro delitto, quello della morte di Lorenzo Nardelli. Il delitto dell'ascensore era stato nominato, era stato definito perché questo ragazzo, Lorenzo Nardelli, entrato in un condominio a Mestre, era stato assassinato da due cugini moldavi. C'è una svolta importante. Sentiamo Ilaria Marchiori con gli avvocati. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono qui insieme agli avvocati dei due cugini Ruso, l'avvocato Giorgio Pietramala e l'avvocato Jacopo Trevisan. Ovviamente, come hai anticipato tu, ci sono degli sviluppi nella vicenda dell'omicidio di Lorenzo Nardelli avvenuto la notte del 9 agosto in questo condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre. Sembra proprio che la versione che avevano fornito da subito i due cugini sia stata in qualche modo confermata. È così, avvocato Pietramala? Ma è così, certo, è stata una notizia assolutamente sconvolgente, penso per tutti, perché al di là di dimostrare come i nostri clienti obiettivamente abbiano detto la verità fin dal primo momento, fa sorgere tutta una serie di interrogativi. Il primo è quale è stato il comportamento sia del Nardelli che dei due cugini al momento in cui la tragica fatalità li ha portati uno a pensare forse di essere stato imbrogliato e gli altri due a pensare probabilmente di essere di fronte a un ladro. Quindi queste sono cose che dovremmo verificare e sulle quali si discuterà il processo. Perché specifichiamo, fondamentalmente i due cugini hanno sempre detto di essersi trovati Lorenzo davanti alla porta di casa. La porta era socchiusa, lo ricordiamo. Lui non doveva andare lì, doveva andare a casa di una prostituta e ha sbagliato, avrebbe sbagliato. Certo, è stata proprio una tragica fatalità, perché chiaramente il povero Nardelli pensava di entrare in una casa e trovare una compagnia femminile. I nostri clienti che stavano cenando in camera da letto pensavano invece che lui fosse un ladro. Quindi torno a ripetere, cosa sarà successo? Sicuramente si sono messi le mani addosso e dopo bisognerà vedere quali sono gli sviluppi accertati dall'autopsia e poi dalle indagini successive. Avvocato Trevisan, questo cambia, potremmo dire, completamente un po' lo scenario? Certo, cambia la qualificazione giuridica del fatto, cioè non ci troviamo più di fronte ad un
ad un omicidio volontario doloso, ma ci troviamo di fronte a un'ipotesi di eccesso, semmai di illegittima difesa. Comunque Nardelli non avrebbe dovuto trovarsi in casa dei nostri assistiti e quindi legittima la difesa che hanno posto in essere i nostri assistiti nei confronti del Nardelli stesso. Poi tutte le circostanze, come ha detto l'avvocato Pietramala, le accerteremo la qualità, la quantità, il tipo di violenza che è stato posto in essere dall'uno nei confronti dell'altro e viceversa. Ecco, infatti, perché è ovviamente una domanda che non mi pongo solo io, probabilmente se la starà porrendo anche chi ci guarda da casa, e probabilmente è anche una domanda che ci si sta ponendo in procura. Comunque c'è stato un eccesso di violenza, comunque qui è morto un ragazzo. Sicuramente sì, c'è anche un problema sociale, ci troviamo in una zona di Mestre particolarmente malfamata, una zona di Mestre in cui quotidianamente vi sono violenze, vi sono aggressioni, in una zona in cui le persone sono abituate ad aver paura. Questa aver paura indubbiamente può aver modificato o comunque accentuato determinate condotte. Basti pensare che i vicini di casa hanno sentito litigare e 2 minuti dopo aver sentito litigare hanno chiamato le forze dell'ordine. Questa cosa non succede in un contesto normale, in una situazione normale in cui tu pensi, beh, adesso smetteranno di litigare, non pensi adesso si uccideranno. Invece lì hanno pensato subito alla peggiore delle ipotesi, hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Peraltro volevo segnalare le forze dell'ordine che sono state assolutamente lodevoli, perché hanno fatto delle indagini molto veloci, molto precise, molto puntuali e sulle quali veramente bisogna spendere una buona parola. C'è un altro dettaglio su cui poi voi punterete anche, ovvero il dislivello dell'ascensore. Sì, queste sono tutte cose, lei mi fa entrare in questioni di dettagli che vedremo nel processo. L'ascensore si è bloccato, non si è bloccato esattamente al piano, quindi non vi era una superficie totalmente complanare fra il pianerottolo e il piano dell'ascensore. Questo gradino potrebbe aver avuto un ruolo nella morte e nelle lesioni che hanno provocato la morte del Nardelli. E poi un'altra cosa, avvocato Pietramala, voleva aggiungere? No, volevo dire sostanzialmente che dobbiamo aspettare l'autopsia, cioè la relazione autoptica, perché da lì capiremo esattamente quale è stato il colpo mortale che ha provocato il decesso del povero ragazzo. Questa è una cosa molto importante, se sono stati dei pugni, se è stata una caduta, se sono stati dei pugni che hanno provocato la caduta e quindi il colpo è stato alla testa, bisogna capire un attimo cosa dirà l'autopsia. Ecco, io ringrazio i 2 avvocati difensori dei cugini Rusu. Ho contattato anche il legale della famiglia Nardelli, che si è riservato di rilasciare dichiarazioni una volta che avrà letto gli atti, perché non li ha ancora letti nel dettaglio e per cui probabilmente anche nei prossimi giorni avremo anche le sue dichiarazioni. Qui da Marghera è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, ai suoi ospiti. È stato giusto precisare che sentiremo ovviamente anche i legali della famiglia della vittima. Adesso andiamo a Vigonza perché c'è stato l'ennesimo episodio di un anziano rapinato alla bancomat ed è il terzo dall'inizio dell'anno. Aveva appena prelevato 100 euro al bancomat di un istituto bancario di Busa di Vigonza. Il pensionato di 90 rapinato da 2 sconosciuti che gli si sono avvicinati spintonandolo e strappandogli il denaro per poi fuggire. Sotto shock all'uomo non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri, dove ha presentato regolare denuncia. L'episodio accaduto nel pomeriggio di martedì è il terzo in 7 mesi nello stesso sportello bancario. 20 giorni fa la vittima era stata un'anziana di 87 anni che si è vista sottrarre la tessera sempre da una coppia di individui che sono poi riusciti a prelevare 2.000 euro in contanti. Il primo episodio lo scorso febbraio. Identica la tecnica, dopo essersi impossessati del bancomat di un 72enne, 2 malviventi avevano prelevato 1.500 euro. Ed è stato arrestato dai carabinieri il responsabile di una rapina commessa ai danni di un 14enne ed era accaduto a Merlara.
È stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione di Terrazzo, nel Veronese, il 24enne originario della Polonia ma residente in Italia, che lunedì sera aveva rapinato un 14enne a Merlara. Il ragazzo era stato avvicinato dallo straniero che, sotto la minaccia di un coltello, era riuscito a fuggire con il suo cellulare. Fondamentale l'immediata denuncia da parte del ragazzo, che si è rivolto ai carabinieri di Casale di Scodosia. Quando il 24enne si è visto i militari alle porte, ha tentato di fuggire a piedi, reagendo con violenza all'arresto. Addosso aveva anche alcuni grammi di cocaina e di hashish. Il 24enne, accusato di resistenza e violenza pubblico ufficiale, è denunciato a piede libero per rapina. Adesso andiamo a Vicenza, sentiamo Luisa Bertini sull'occupazione abusiva degli stabili. Sono stati convocati i sindaci in prefettura per avviare una mappatura dei territori. Su questo fronte davvero le occupazioni abusive sono in continuo aumento e tra l'altro molto spesso i proprietari degli immobili occupati non hanno armi con cui difendersi. Non c'è ancora? Va bene, allora restiamo a Padova, vediamo la morte di Leonardo Baido, un agente della squadra mobile di Padova. Andrà a giudizio l'uomo che sui social ne aveva insultato la memoria e quel servizio, eccolo lì, vediamo. A far partire l'indagine era stato il sindacato di polizia FSP, che aveva dato mandato al legale perché procedesse penalmente contro chi su Facebook aveva inneggiato alla morte del poliziotto infangandone la memoria. Era il 5 marzo 2022 quando Leonardo Baido, 41 anni, agente in servizio alla squadra mobile della questura di Padova, muore dopo essere uscito di strada lungo la tangenziale che collega Avanos e il Vazzano Dentro. Sui social, al dolore di colleghi e amici, si erano aggiunti gli spregevoli post di un cittadino straniero più volte arrestato e incarcerato che inneggiava alla morte del poliziotto. Dopo un anno di indagini, la procura di Padova ha disposto per l'uomo il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il processo è stato fissato per il prossimo 14 febbraio. Ecco, abbiamo un servizio di cui parlavamo prima, e cioè l'occupazione abusiva di immobili. Vediamo. Immobili occupati abusivamente. Parte la ricognizione del territorio da parte dei sindaci del Vicentino sulla base di una direttiva del Ministero dell'Interno. L'obiettivo è duplice: segnalare le occupazioni che si protraggono da tempo per pianificare eventuali sgomberi, allontanamenti e rendere fruibili le strutture occupate. Il secondo obiettivo è quello di cartografare la situazione a livello provinciale con un focus sulle strutture che versano in stato di abbandono e degrado e pertanto potenzialmente attrattive. Questo l'invito rivolto ai sindaci convocati dal prefetto. Il fine è di sviluppare una fotografia delle presenze nelle strutture arbitrariamente occupate, così che in sede di comitato per ordine e sicurezza si possano adottare delle strategie ad hoc. Se ad Arzignano non vengono segnalate situazioni relative ad occupazioni abusive, diversa la situazione a Schio, in cui viene monitorata una situazione in particolare. Per quanto riguarda Arzignano posso anticipare che situazioni conosciute non ne abbiamo. Ovviamente attiveremo il monitoraggio di eventuali situazioni di abuso d'utilizzo anche attraverso le segnalazioni dei cittadini per capire se effettivamente la situazione è ottima come pensiamo in questo momento. Ora con questo nuovo decreto, con questa nuova procedura, una volta valutata la situazione e tenuto il monitoraggio, la Prefettura potrebbe dare la possibilità di un intervento diretto. Questo nuovo decreto dà questa maggior forza per tutelare le proprietà private. Situazione un po' più delicata invece per quanto riguarda gli immobili abbandonati o comunque in stato di degrado, che penso che ne siano presenti in ogni comune. Anche a Schio ci sono alcune aree, soprattutto vecchie fabbriche, dove sappiamo che ci sono chiamiamoli dei pernottamenti non legalizzati, nei quali effettuiamo costantemente dei controlli e degli sgomberi per quelli che sono materiali abbandonati.
problematica che si lega alla necessità da parte dei sindaci di far fronte ad un'altra difficoltà di carattere sociale, modalità e costi per poi ricollocare queste presenze sul territorio, come segnala il primo cittadino di Thiene, città in cui ad essere monitorati sono 2 stabili. Rimangono sempre nelle competenze di un sindaco, nelle competenze di un'amministrazione comunale, perché se anche li butti fuori sempre lì rimangono. Quindi essenzialmente bisogna trovare le soluzioni al problema, soluzioni se il Ministero riesce a trovarle anche mediante dei fondi appositi, ben venga. Tutto quello che sta intorno a queste situazioni rendono delle criticità sociali. E il servizio di Luisa Bertini, che ha sentito i sindaci del Vicentino che hanno già tanti problemi, avete visto, con le occupazioni abusive, adesso non potranno che aumentare le occupazioni perché stanno arrivando centinaia di migranti. Restiamo sulla cronaca nera perché c'è stato un fatto gravissimo ad Asolo, un noto imprenditore ha aggredito una barista. Sentiamo in diretta Federico Fusetti con Nicoletta Rizzetto. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi siamo proprio ad Asolo, nel cuore di Asolo. Il bar alle mie spalle è chiuso, si chiama Bar al Municipio e ecco, grazie Nicoletta che ci fa capire che siamo davvero in centro, nel cuore di questa città, il municipio dall'altra parte della strada. È per dirvi che siamo insomma nel cuore pulsante di questa località, tanti turisti attorno a noi, ma il bar è chiuso. È chiuso perché? Perché come hai detto c'è stata un'incredibile aggressione, gravissima ai danni della titolare di questo bar alle mie spalle. Cosa è successo? Lunedì mattina attorno alle 10 un cliente molto conosciuto tra l'altro qui nella zona è venuto come al solito a fare colazione, poi se n'è andato, ma improvvisamente poco dopo è tornato andando su tutte le furie, diciamo una reazione incontrollata e anche inaspettata, aggredendo prima verbalmente poi mettendo anche le mani addosso alla titolare del bar, l'ha colpita. Lei è rimasta ovviamente interdetta, sotto shock, c'erano dei clienti che sono intervenuti, ma sono intervenuti in ritardo proprio perché sembrava una cosa impossibile quella che è accaduta. Sono arrivati anche i carabinieri, la signora ha avuto la forza di chiamarli e quindi hanno poi raccolto le testimonianze di quello che è accaduto. Ma quello che è veramente lascia perplessi per la gravità, ma soprattutto la motivazione, perché a quanto pare, abbiamo raccolto qualche testimonianza, tutto nasce da un caffè forse pagato, forse non pagato, ma veramente una motivazione del tutto futile. Nonostante questo, la grave aggressione nei suoi confronti, la signora adesso non ha ancora riaperto il bar, oltre al fatto che ha anche una prognosi di 7 giorni, ma insomma qui si dice in piazza addirittura che potrebbe non riaprire. Noi ci auguriamo invece che il bar riapra e come, e che lo faccia al più presto. Certo che insomma rimane la gravità di questo fatto legato non solo alle minacce, insomma, ma anche all'aggressione fisica, e purtroppo un fatto che si ripete perché solo la settimana scorsa a Cornuda era avvenuto un fatto simile legato ad una commissione per l'uso del bancomat, quindi anche in quel caso veramente una motivazione risibile che invece ha portato a questo episodio di violenza. Continueremo a raccogliere insomma qui testimonianze in centro, poi ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri notiziari daremo altre informazioni su questa incredibile vicenda, direttore. Grazie molto a Federico Fusetti e a Nicoletta Rizzetto. Stasera altri particolari aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali. Intanto a Treviso i residenti del quartiere San Lazzaro ci hanno interpellati per denunciare il degrado in cui versa Via delle Medaglie d'Oro e ovviamente siamo andati a sentirli. I marciapiedi sono fatiscenti e pericolosi, erbacce anche alte 2 metri, i pozzetti, i tombini per l'acqua piovana otturati, cestini anche per i rifiuti insufficienti, perché ne abbiamo uno davanti alla scuola e uno davanti agli impianti sportivi. Il monumento alle medaglie d'oro versa in condizioni pessime. Residenti del quartiere San Lazzaro sul piede di guerra per la situazione di degrado presente nella Via delle Medaglie d'Oro. La strada si trova in uno stato di abbandono, ci dicono i residenti, con rifiuti di ogni tipo ai lati della via. Qui buttano rifiuti di ogni tipo, passano con le macchine, direttamente dalla macchina li lanciano. Questi rifiuti sono qui da molto tempo?
Sì, io ci passo ogni mattina con il cane, quindi sicuramente da 6 mesi sono qua questi rifiuti. L'erba alta rende impraticabile il cammino nel marciapiede, come dimostra il video di un telespettatore e le immagini da noi realizzate. Non solo, un deposito di un cantiere è presente da mesi a ridosso del monumento ai caduti nei lager nazisti, così come un furgone abbandonato da anni nel piazzale. La rabbia dei residenti è palpabile. C'è il marciapiede tutto pieno di erbe, quando parcheggi la macchina i marciapiedi sono fatiscenti, rischi di cadere, di inciampare e poi tutta la via che è proprio un degrado. Se mi viene a trovare qualcuno veramente mi vergogno. Una via conosciuta e frequentata, qui vi è la succursale dell'Istituto Besta e il centro sportivo di atletica. Arrivano da tutta Italia per gli eventi sportivi che ci sono da Benetton qui all'atletica, quindi è anche brutto vedere una città presa in questo stato, soprattutto con tutta la gente che arriva. Il Comune speriamo che dopo questo servizio possa intervenire. Cittadini intervistati da Nicola Marcato. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, la prima pagina del Corriere del Veneto online. A Verona spaccio di cocaina in curva, blitz della polizia contro 12 ultras dell'Hellas. Doccia fredda da Roma per l'autonomia, non ci sarebbe €1, questo dice il Corriere del Veneto, e con anche aggiornamenti sugli emendamenti al decreto Calderoli, dove si dice che addirittura il primo ministro potrebbe eccepire sulle materie e decidere di non trasferirle alla regione. Seppellire il cane nella tomba di famiglia, a breve si potrà fare anche in Veneto, il caso di una signora di Chioggia. La mostra del cinema di Venezia che parte oggi, da George Clooney a Kanye West fino a Re Giorgio Armani, la parata di star in laguna. In realtà ne mancheranno molte, quelle americane in particolare. La Mediterranea, nave bloccata, non avete i requisiti per i salvataggi in mare, e protesta l'armatore Beppe Caccia. Infine sparò al ladro in fuga, la moglie di Zen, caldo, aggressioni e noi familiari trattati da delinquenti, così si vive in carcere. Torniamo adesso al funerale di Andrei Boychenko, che è il ragazzo che era morto nel lago di Vittorio Veneto, purtroppo era scomparso in queste acque, è stato ritrovato diversi giorni dopo. Arriva a Mestre da Vittorio Veneto sotto una pioggia battente con un quarto d'ora di anticipo la salma di Andrei Boychenko, il ventenne di Favaro di origine bielorussa che ha perso la vita per annegamento lo scorso 18 agosto nel lago Morto a Vittorio Veneto. Un centinaio ad attenderlo fuori come dentro la piccola chiesetta ortodossa della Natività della Madre di Dio. Per lui fiori e bouquet di rose bianche tutte le corone come la bara, con sopra la sua foto e la fascia con la scritta "La tua mamma", anch'essa di colore bianco. Bianco è il candore degli sposi e così quello dei ragazzi e delle ragazze non ancora sposate e che lasciano questa vita prematuramente, secondo la liturgia cristiana ortodossa del commiato. In chiesa, alla messa rigorosamente cantata dal Pope, tutti parenti, amici e conoscenti sono vestiti di nero, come Alessandro, il fratello di 18 anni di Andrei, e la sua mamma Aliona. Commovente e forte il ricordo tra le lacrime del figlio. Diceva sempre: mamma, non preoccuparti che ci sono io. Ero un ragazzo d'oro, sempre pronto a aiutare le persone che vedevano difficoltà. Metteva entusiasmo a tutto quello che faceva. Ha iniziato a lavorare molto presto e subito si è distinto per l'impegno e la serietà. Era molto orgoglioso di quello che faceva e adorava la vita. Al termine della cerimonia è distribuita con bicchiere e cucchiaino la coliva, cibo tradizionale dei riti funebri con grano bollito, miele e pistacchi, mentre gli amici di Andrei, uno ad uno, si intervallano sulla bara dell'amico morto prematuramente, ponendo come ricordo la loro firma prima della sepoltura di Andrei a Favaro, dove con il fratello e la mamma aveva sognato un nuovo futuro qui a Venezia. Ricordiamo Andrei per tutte le sue
sue grandi qualità e apprezziamo il tempo che abbiamo passato con lui. Vediamo il servizio di Anna Maria Parisi, vediamo titoli del Gazzettino, questa è una notizia arrivata da poco, sul Ponte della Libertà 14 incidenti provocati dalla rotaia dei tram Ponte della Libertà a Venezia. Questa mattina è caduta un'altra motociclista, ieri ne era deceduta una che era in sella con il compagno, la ruota si è infilata nella rotaia del tram, i motociclisti sono caduti e lei purtroppo ha sbattuto violentemente contro il guardrail ed è morta. Il caffè non è pagato e la barista presa a pugni, ne abbiamo sentito poco fa proprio in diretta da Asolo Federico Fusetti. Un ex militare gira armato per strada e poi si barrica in casa, paura a Cordovado, panico proprio in centro, e poi base jumping dalle vette facendosi portare su in elicottero. Lo sfogo dell'alpinista Santi, basta turismo industriale sulle Dolomiti, questa è falsa sostenibilità, per non parlare del jumping dal ponte di Rialto, no? Abbiamo visto l'altro giorno un altro, questa volta un uomo di Favaro, non un turista che magari aveva alzato un po' il gomito, che si è buttato dal ponte di Rialto, e di questi episodi ne abbiamo un sacco, è una sporta. Vediamo la scarsa adesione al bando della prefettura di Treviso per individuare posti per l'accoglienza dei migranti. Hanno risposto solo 2 associazioni per un totale di una ventina di posti rispetto ai 100 che erano stati richiesti. Solo 2 associazioni hanno risposto al bando della prefettura di Treviso per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si cercavano 450 posti, 50 dei quali per i minori non accompagnati. Ne sono stati trovati invece una ventina. L'associazione Hilal di Abdallah Kerzai ha individuato alcuni appartamenti già utilizzati in passato, ma ovviamente non bastano. Noi per il nostro piccolo cerchiamo di dare delle risposte, ovviamente con grandi difficoltà. Noi per il momento abbiamo trovato una soluzione per una quindicina di persone. Per Hilal anche un'industria poteva fare un investimento e i comuni fare qualcosa in più. Purtroppo non c'è un entusiasmo imprenditoriale su questo campo. Poteva essere anche un'industria di mettere qualche quattrini per qualche appartamento, perché queste persone quando arrivano vanno a lavorare. Intanto però in Veneto gli arrivi continuano a ritmi che i sindaci, ma anche il presidente della regione, giudicano insostenibili. Io spero che la vera soluzione sia che si ponga fine a questo arrivo e si aiutino veramente i profughi veri, cioè coloro che scappano veramente dalla morte e dalla fame, che sono solo 10-11% del totale. La misura è colma. E io non do colpe a nessuno perché so che questa è una congiuntura internazionale, però è pur vero che l'Europa non può girarsi dall'altra parte o pensare di risolvere i problemi con qualche summit e qualche sorriso. Il 12% della popolazione veneta è fatta di immigrati che hanno scelto per la loro vita questa regione. Ciò significa però che solo il 12% ha diritto a rimanere in Italia. Noi siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di insostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento e siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. La posizione della regione è quella di evitare tendopoli o mega assembramenti e di ottenere dall'Europa un sostegno concreto a un problema che non è solo italiano. E questa è davvero un'invasione, ormai arrivano a centinaia in Veneto. Ieri c'erano 4.300 profughi stipati nell'hub di Lampedusa, 7 volte più del consentito, e tutti questi profughi poi vengono imbarcati su navi, aerei con dei costi peraltro altissimi e trasferiti nelle varie regioni italiane. Ma c'è un'altra invasione in corso che è molto ovviamente di altro genere, che è quella del granchio blu. Pensate che ha rappresentato e rappresenta un flagello in mare e nella laguna, nel delta del Po per i coltivatori di molluschi, ma è arrivato persino nei canali in Campania. Sentiamo in diretta Francesco Rattai. Sì, buongiorno da Pernumia. Siamo
insieme al signor Stefano Masola, che sabato scorso ha fatto una scoperta lungo questo canale molto particolare. Il signor Stefano è un pescatore amatoriale, come ce n'è molti nei nostri territori, e ha scoperto e ha pescato anzi il famoso granchio blu che state vedendo in questa foto che stiamo trasmettendo. Signor Stefano, è arrivato fino qui, qua siamo dove siamo? A 50 km? Qua siamo a circa 50 km dal mare, dalla laguna di Venezia, e a quanto sembra, dopo questo post che io ho fatto su Facebook con la foto del granchio, sembra che si sia diffuso non solo qua ma anche in altri corsi d'acqua qua della zona. Mi hanno scritto un sacco di persone e si è smosso un po', diciamo, l'attenzione su questa cosa. Ecco, io volevo fare un appello perché qualcuno si dedicasse a questo problema in maniera approfondita e capire un attimo fino a che punto siamo arrivati con questo granchio blu appunto in acqua dolce, e specialmente in questi corsi d'acqua che sono corsi d'acqua che vengono utilizzati nelle campagne per l'irrigazione, e sono pieni poi di altri corsi d'acqua più piccoli che fanno da affluente, insomma, ecco. Ecco, il tema appunto è questo è un corso d'acqua secondario, un corso che viene utilizzato appunto anche per l'agricoltura. Lei ci diceva, dopo la segnalazione che ha fatto su internet, in molti addirittura l'hanno contattata da Mantova. Sì, da Mantova, a quanto sembra anche ad Ostiglia, nel Po e diciamo in altri corsi d'acqua periferici al Po è stato pescato anche lì, è stato pescato, e continua a scrivermi tanta gente su appunto segnalazioni di sto granchio blu. Ecco, quindi la situazione diventa anche preoccupante, non più solo nel Mar Mediterraneo, nel Mar Adriatico, dove è stato sollevato il tema, ma anche appunto nei canali interni, ripetiamo, qua siamo a 50 km dal mare, quindi un percorso notevole per questo animale. Lei com'è che l'ha pescato? È venuto verso di lei? Cosa è successo? No, semplicemente con la canna, l'amo si è attaccato al verme e con la chela l'ho sollevato dall'acqua. E poi logicamente non l'ho ributtato vivo, l'ho ucciso, insomma, ecco. Quindi solitamente questi granchi abboccano con esche più importanti. Sì, esatto. Il fatto che anche solo con un amo esatto. fa sospettare che ce ne siano parecchi sotto quest'acqua. Esatto, perché anche in laguna chi si dedica alla pesca di questo granchio blu lo fa non con l'amo, ma diciamo tra virgolette con un filo è attaccato a della carne, solitamente di pollo, senza amo addirittura, perché si attacca alla carne, diciamo, ecco. E quindi il sospetto è che dentro queste acque siano in molti. Un appello quindi agli enti preposti al controllo delle acque interne della pianura, bisogna agire, bisogna fare dei controlli. Sì, ma non solo, anche ad altri pescatori amatoriali io proporrei di fare un gruppo e vedere come si può combattere questo problema, magari monitorando e segnalando, visti i vari social, la cosa, ecco. Poi magari se chi di competenza potesse dare una mano in senso professionistico, non so, un biologo o qualcosa, per studiare in modo scientifico la cosa, sarebbe ancora più importante, ecco. Ecco, ringraziamo il signor Stefano per la sua testimonianza. Questo è un tema di cui sicuramente continueremo a parlare anche in pianura, dove difficilmente pensavamo potesse arrivare il granchio blu.
Da Pernumia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco Rattaia, suo ospite. Tra l'altro si è visto ormai che se portato in tavola il granchio blu diventa un piatto prelibato e c'è tanta richiesta anche da altri paesi, per cui non tutti i mali vengono per nuocere, o perlomeno purtroppo è un flagello per i pescatori e i coltivatori di cozze e vongole, ma almeno c'è un'alternativa. Ieri sera a Focus, vivacissimo dibattito, abbiamo parlato come sempre di migranti, ma anche dello scontro politico sugli stupri dopo le parole del compagno di Giorgia Meloni, il giornalista Gianbruno, e si è parlato anche di autonomia. Tra gli ospiti Giuseppe Panna, che a un certo punto ha detto: se l'autonomia non passerà nel 2024 faremo cadere come Lega il governo. Sentiamo cosa ha detto. I nostri anziani sono terrorizzati, ci rapinano le collanine per strada, cioè questo sta succedendo. Per questi di lavorare non hanno voglia, questi ragazzotti. Chi ha bisogno di lavorare e porta qui la famiglia, si integra, e dico anche al signor Carraro, imprenditori vari, attenzione, avete bisogno di manodopera, li prendiamo quelli che non vogliono lavorare, li formiamo, tirate fuori anche voi i vostri appartamenti, affittate, eccetera, li integriamo nei nostri quartieri e vedete che il problema sparisce. Questa è la realtà. È inutile che ci venga a dire che l'autonomia non c'è più nell'agenda della regione. Stiamo aspettando al varco chi ci deve mollarla questa autonomia. Se non ce la mollano entro X, vedrai cosa succede. Non stiamo più fermi nessuno noi, e te lo dico qui in diretta, io non sto fermo. Come tanti dei miei colleghi. Stiamo aspettando in mutuo silenzio e vedrai anche cosa succederà, se non presto succederà questo. Abbiamo anche aspettato troppo, Attenzione. La Lega è all'interno di un governo. Sì, e adesso... Non è il primo governo che mandiamo a casa. Oh, noi. 2137 giorni. Attenzione, sull'autonomia è l'ultima spiaggia. Sull'autonomia è l'ultima spiaggia. 2137 giorni, non mi pare che è cambiato qualcosa. Sono tante cose, tanta acqua che è passata sotto i ponti ancora. Non siete al governo purtroppo. Siamo al governo. Non è perché uno ha una delega. Non è ancora finita la legislazione, è appena iniziata, abbiamo avuto la pazienza. Calderoli è stato minacciato di morte dai soliti mafiosi del sud. Noi andiamo avanti sul nostro progetto e lo sai, perché anche tu ne hai fatto parte nel passato. Se non ce lo mollano desfiamo tutto, non c'è nessun problema. Allora vediamo Trieste, il sindaco di Piazza ha chiesto al Piantadosi di trasferire. Allora vabbè, questo era Focus, ieri sera avete visto come sempre volano gli stracci a Focus, anche stasera ci sarà un bel dibattito tra gli altri ospiti, Ivan Palasgo, ex presidente della Confapi, tanti altri ospiti ovviamente, i vostri messaggi, quindi stasera alle 21:15 come al solito il nostro seguitissimo talk. Andiamo a Bassano del Grappa e vediamo i problemi che riguardano il caso Baxi. Amministrazione e capigruppo del Consiglio cittadino si incontrano per fare il punto della situazione sulla Baxi e le opposizioni chiedono che venga spacchettato dal percorso Pengo. In caso contrario, dicono, daremo battaglia. Cerchiamo di capire meglio nel servizio di Ferdinando Garavello. Baxi su, Pengo giù e poi mani tese, tensioni, muri e aperture. Il terremoto della bocciatura in consiglio comunale del protocollo Baxi-Pengo ha creato uno sciame sismico, politico, che ancora oggi squassa Bassano e il suo municipio. Ieri pomeriggio il sindaco Elena Pavan, assieme al vice sindaco Andrea Zonta e all'assessore all'urbanistica Andrea Viero, ha incontrato le forze politiche cittadine rappresentate dai capigruppo per fare il punto della situazione. Dopo il pareggio che ha sancito lo stop al progetto in aula, infatti, la sindaca ha incontrato i vertici bassanesi di Baxi per capire esattamente quale sia lo stato dell'arte, visto che nel giro di pochi mesi le comunicazioni aziendali sull'emergenza occupazionale sono passate da un barometro decisamente tempestoso a uno molto più positivo. Il prossimo punto di caduta per Baxi è fissato a fine settembre, quando lo stabilimento veneto si confronterà con la casa madre per delineare un'eventuale strategia.
Strategia che, visti i continui tira e molla in Europa sulla transizione green e sulle nuove tipologie di caldaie, potrebbe portare, secondo alcuni analisti, a una prosecuzione dell'attuale produzione bassanese per molti anni ancora. Dalla politica stracittadina, quindi, alle grandi strategie di mercato. E se Bruxelles lavora per accontentare tutti, a Bassano sembra che stia iniziando un'operazione di cucitura degli strappi consiliari. Già perché alle opposizioni è arrivata un'apertura da parte della sindaca sul tavolo di lavoro per il futuro di Baxi e dell'occupazione in città. Pare, secondo alcune fonti, che parte della maggioranza non sia propensa a questa strategia, ma pare anche che la Pavana abbia assicurato che prenderà in considerazione le proposte della minoranza. Questo potrebbe portare davvero a un tavolo su Baxi in tempi piuttosto rapidi. E chiusura totale però da parte dell'opposizione sul percorso Pengo, che sembra davvero destinato a finire su un binario morto. Non è chiara al momento la posizione del governo cittadino su questo tema, anche se qualche esponente della giunta Pavana ha fatto sapere che potrebbe essere chiuso in un cassetto. Questo hanno chiesto anche i consiglieri di minoranza e sono in molti a chiedersi che senso abbia proseguire con il progetto su San Lazzaro quando questo è ufficialmente scorporato da quello di Baxi. E così ambiente e lavoro, che per settimane a Bassano sono stati al centro di un duro braccio di ferro, se ne andranno ognuno per conto proprio. Se poi vogliamo dirla tutta, c'è ancora in ballo la legge sul consumo di suolo ferma in regione da qualche mese e sarebbe bello sapere che fine ha fatto il pacchetto. Qualcuno ha voglia di rispondere? Qualcuno ha voglia di rispondere? Sentiamo intanto cosa dice il consigliere dell'opposizione a Bassano di Grappa, Vernillo, proprio sul caso Baxi Pengo. Sentiamo quali sono le richieste della minoranza. L'incontro di ieri sera è stato sicuramente un'occasione per ritrovarsi come capigruppo con l'amministrazione e con la sindaca, ma per ribadire da parte nostra la necessità di un tavolo di concertazione, un tavolo con la proprietà della Baxi, con i sindacati, per poter capire davvero cosa è successo e quali sono le necessità che adesso ci sono, perché non si può pensare di aver diviso una città, di aver creato delle problematiche e poi far finta che nulla sia successo. Per cui su questa cosa c'è stata un'apertura, ci auspichiamo da parte della sindaca di convocare questo tavolo perché è il momento di fare un po' riprendere in mano la situazione ed evitare che ci siano degli strascichi negativi. Chiaramente questo tavolo prevede ovviamente la partecipazione sia della maggioranza che della minoranza. Della Baxi in questo momento non riteniamo e non si ritiene che si debba tirare dentro anche la questione collegata di San Lazzaro, che invece deve essere una questione assolutamente separata. Finite le vacanze, ovviamente è più intenso il traffico sulle strade. A Bassano del Grappa restiamo in questa splendida città, rimane chiuso il Ponte Nuovo con conseguenti disagi per gli automobilisti. Vediamo. Ferragosto è andato in archivio, è tempo di tornare al lavoro e a Bassano scatta subito lo stress post vacanze. Peccato che ci sia da fare i conti con i lavori sul Ponte Nuovo, ancora chiuso per l'importante cantiere di sistemazione della struttura. E allora via tutti nel bypass del terzo ponte, che poveraccio più di tanto non può fare per rendere le cose più facili ai bassanesi e a chi ha voglia di tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Ecco le immagini dalla rotatoria della Metalba verso il Brenta che fanno il paio con quello che succede sulla traiettoria opposta. Segnalazioni di caos fra il centro studi e l'area in cui il traffico di attraversamento si innesta su Viale De Gasperi sono all'ordine del giorno da lunedì, con ovvi picchi nelle ore di punta che dilatano a dismisura i tempi di percorrenza per l'attraversamento della città. Chi si era abituato al traffico ferragostano è rimasto sorpreso e pure imbottigliato, viene da dire. Qualcun altro utilizza scorciatoie di vario genere, che però non sono state pensate per il traffico di attraversamento, ma solo per un quieto traffico di quartiere, con tutte le conseguenze del caso. Altri ancora imboccano la strada che porta a Campese per passare dalla statale Valsugana, aumentando di parecchi chilometri una situazione già piuttosto complessa. Il termometro cittadino quindi si abbassa grazie a Poppea, ma quello del traffico si alza in vista della riapertura delle scuole e scatta il conto alla rovescia. Se la situazione è già così oggi, con tanta gente ancora in ferie, ci si chiede cosa potrebbe accadere quando migliaia di ragazzi e ragazze torneranno in classe fra una manciata di giorni. Scatta la corsa contro il tempo, intanto non resta che andare a passo d'uomo. E facciamo un salto a Trieste, dove è scoppiata la polemica per una ovovia che è stata progettata e una buona parte della comunità triestina non la vuole. È un'ovovia che scenderebbe dall'alto
lungo le alture di Trieste fino al centro città, e sarebbe un'attrazione turistica secondo il sindaco di Piazza, la regione, però poi ci sono ovviamente le polemiche degli ambientalisti che sono contrari. C'è stato addirittura un sabotaggio, vediamo. Carotaggi senza pace in strada del Friuli per la costruzione della cabinovia. Dopo le difficoltà all'avvio dei lavori causate dal maltempo di ieri, questa mattina ignoti hanno tagliato il tubo di gomma che collega il macchinario per le trivellazioni a una cisterna d'acqua. A scoprire il sabotaggio sono stati i tecnici della ditta incaricata, giunti sul posto alle 7:30 del mattino per sistemare le macchine. I lavori si sono subito interrotti quando gli operai si sono accorti che il lungo tubo di gomma necessario al raffreddamento durante il carotaggio era tranciato in più punti lungo la grande curva. A quel punto è stata chiamata la polizia e gli agenti della Digos hanno raccolto alcune testimonianze. In breve il tubo è stato sostituito e le trivellazioni hanno avuto inizio. Sul posto c'erano anche alcuni residenti ed esponenti del comitato Novo Via che hanno manifestato come sempre la loro opposizione all'opera, ma che hanno anche preso le distanze dal gesto del sabotaggio, così come ha fatto la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino, che però lo ha definito un segno di un clima teso. Sicuramente non è un gesto da farsi, non è un atto bellissimo, però è un sentore della frustrazione e dell'esasperazione a cui è stata portata la cittadinanza, che si sta opponendo in ogni modo nelle sedi legali, ma con enormi rallentamenti. E in una giornata come ieri, con quell'uragano che c'è stato intorno a mezzogiorno, ha fatto vedere quanto questo clima anche possa far vedere tutte le difficoltà di un'opera che è inutile, che è impattante. I lavori erano stati interrotti ieri, siamo esattamente nel punto che si vedeva in un filmato, era ieri completamente allagato. Speravamo che questa fosse una delle prove in più che facesse aprire gli occhi all'amministrazione rispetto all'infattibilità di questo progetto. Poco dopo nuovo intoppo ai sondaggi preliminari. 2 tecnici Acega Sera sono giunti in strada del Friuli per avvisare i lavoratori della possibile presenza di cavi dell'alta tensione proprio nel punto in cui stavano scavando, considerata la vicinanza della cabina elettrica. Dopo una breve consultazione delle mappe è stato verificato che i lavori stavano procedendo in sicurezza. Indagini sono in corso da parte della Digos per individuare gli autori del tentato sabotaggio. Servizio di Laura Bucarella della nostra redazione triestina, oggi in regia Andrea Basso e Mattia Pizzaia. Vediamo come vanno le cose invece a Treviso per quanto riguarda i cantieri del PNRR che procederanno perché stanno arrivando soldi freschi da parte del governo. Più di 3 milioni di euro in arrivo nelle casse di Cassugana, una notevole boccata d'ossigeno per i cantieri del PNRR che così potranno ripartire a pieno regime. 3 milioni e 90 mila euro che serviranno a compensare l'aumento dei costi dei materiali, altrimenti diventati insostenibili. Abbiamo questi 3 milioni in più legati allo stanziamento di 20 milioni della rigenerazione urbana. Certamente è una boccata di ossigeno importante che ci consente di guardare al futuro di quei cantieri con maggiore serenità, soprattutto da un punto di vista dei costi. I cantieri sono quelli della rigenerazione urbana, caserma Salsa, le mura, il raddoppio della biblioteca, l'ex macello. Per tutti questi cantieri siamo ormai in fase di gara e tra settembre e ottobre cominceranno i cantieri, addirittura invece l'ex macello è già cantiere. Oggi il passaggio ufficiale in giunta, arrivata la notizia del finanziamento, questi soldi andavano incamerati e quindi inseriti nel bilancio del comune. Tecnicamente oggi abbiamo comunicato in modo ufficiale l'arrivo di questi soldi, quindi ha portato una variazione da un punto di vista bilancistico in entrata anziché in uscita. C'è tempo fino a primavera 2026 per la rendicontazione, a settembre l'inizio dei lavori e poi tempi stretti ma sufficienti per completare le opere. Avete visto il sindaco di Treviso Mario Conte, anche presidente dell'ANCI, al microfono di Federico Fusetti. Intanto i bassanesi non vogliono che il nuovo tribunale della Pedemontana vada alle calende greche, per cui dopo l'ennesimo incontro con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che è già venuto 4-5 volte a Bassano per perorare la causa del tribunale e per rincuorare i bassanesi, hanno deciso i bassanesi con la sindaca Pavan di rivolgersi direttamente al ministro della giustizia
Carlo Nordio. Vediamo. Tribunale della Pedemontana. Qualcosa si muove, o meglio qualcuno si dovrebbe muovere, visto che sono trascorsi i 6 mesi chiesti e promessi dal governo. E siccome la scadenza è passata, il silenzio di questi giorni ha destato qualche preoccupazione. Ma per vincere l'inerzia c'è la spinta di una città, di un territorio, di un bacino potenziale di 500.000 di cittadini e di oltre 100.000 imprese. Ed ecco che, dopo il primo incontro col sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e i sindaci del territorio, si è deciso di alzare il tiro e puntare direttamente al guardasigilli Nordio. La sindaca Elena Pavan ha infatti invitato in una lettera il ministro della giustizia Carlo Nordio a Bassano per provare a imprimere la spinta giusta a superare gli ultimi ostacoli e ridare alla Pedemontana ciò che le spetta e ciò che anche a livello nazionale converrebbe riattivare. La politica meloniana è stata chiara fin da subito: per riaprire il Tribunale di Bassano servono unità di intenti e di territorio. E il territorio, infatti, si è espresso in modo forte e chiaro. Prima i sindaci e gli amministratori, poi le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Dunque adesso c'è attesa per quella che a tutti gli effetti è una sentenza sul futuro della Pedemontana. Il conto alla rovescia, lanciato da Ostellari, è arrivato alla fine. Adesso toga e martelletto passano in mano al ministro Nordio, un'investitura sostenuta da Lega e Fratelli d'Italia. Una decisione attesa da tutti dopo anni di soldi spesi, oltre 20 milioni di euro, che non devono diventare soldi sprecati. E allora ricordiamoci quanto detto a maggio. Questa legislatura sarà la legislatura capace di realizzare il progetto. E prepariamoci a dare il benvenuto in città al ministro Carlo Nordio per togliere definitivamente le ragnatele a un complesso immobiliare di 11.000 metri quadrati. Che sia la volta buona che a Bassano qualcuno elimini le ragnatele in eccesso? Le ragnatele in eccesso, non so se, spero che non abbiate capito male. Servizio di Alex Giuliano, andiamo in pubblicità, una breve pausa, 2 minuti nemmeno, e poi torniamo ancora con Focus TG, notizie e tanti servizi dai nostri inviati nelle province di questo territorio. Tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, la superficie del ghiacciaio della Marmolada. La situazione è confermata, si conferma drammatica questa situazione dopo i rilievi dall'ultima campagna geologica partecipata, organizzata dal Museo di Geografia dell'Università di Padova in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano e l'ARPAV. Sono dati ovviamente allarmanti, vediamo. Il ghiacciaio è veramente in una situazione drammatica. Oltre all'assottigliamento generalizzato delle fronti abbiamo anche dei ritiri importanti, in alcuni punti anche di 80 metri rispetto all'anno scorso. La superficie del ghiacciaio della Marmolada continua a ridursi a ritmo accelerato. È stata calcolata in 112 ettari nel 2022 e scenderà nei prossimi anni al di sotto del chilometro quadrato, la metà della superficie presente nel 2000 e meno di un quarto rispetto al 1900. Il dato emerge dalle misurazioni annuali condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano e ARPAV. Da quest'anno e forse del prossimo avrà una superficie inferiore al chilometro quadrato, quindi 100 ettari, e quindi con una ritirata media negli ultimi anni di oltre 5 ettari l'anno, quindi un ghiacciaio che è destinato evidentemente a scomparire veramente nell'arco di pochissimi anni. Il gruppo di studio ha spiegato come la condizione dei ghiacciai nell'arco alpino sia in forte fusione. Dopo le deboli nevicate della stagione invernale, per cui poca neve che hanno ricoperto gli apparati glaciari, abbiamo ancora delle elevate temperature estive, e in questo agosto, oltre che uno zero termico molto elevato, ci troviamo di fronte a una serie di giornate, 10-12 giornate con temperature molto calde, diciamo dal punto di vista scientifico oltre il 90° percentile.
Dalle rilevazioni di ARPAV e università emergono indicazioni chiare anche per l'industria del turismo legata allo sci. I giorni neve stanno diminuendo, cioè quando si può fare neve artificiale, ci sta dicendo che la copertura del manto nevoso si sta riducendo in giorni e ci sta dicendo che il livello di neve sicura, cioè di quando è sciabile un'area, si sta alzando di quota. Queste tre informazioni da un punto di vista aziendale dell'industria dello sci chiamano una decisione da prendere. Attualmente si sta in questi giorni proprio discutendo se attivare anche in Italia una pratica dello snow farming, e cioè quella di preservare la neve che rimane in primavera opportunamente coperta e isolata termicamente per farla giungere all'inizio della stagione successiva. Poco più di un anno fa la tragedia degli 11 alpinisti che furono travolti da un serracco staccatosi proprio sulla Marmolada, segno che appunto le montagne sono sempre molto frequentate, la stagione turistica è andata bene finora e ci sono buone previsioni anche per quanto riguarda l'inverno. Allora andiamo in altopiano a sentire cosa ti dice Monica Smidele con l'assessore al turismo. A te la linea, Monica. Buongiorno a tutti da Asiago, ci troviamo in piazza Carli, ci sono 12 gradi e pioviggina, una situazione meteo che ci ricorda insomma che l'estate è davvero finita soprattutto in montagna. Con me c'è l'assessore al turismo del comune di Asiago, Nicola Lobbia. Buongiorno assessore, ben trovato. Allora, è il momento di salutare l'estate. Che bilancio possiamo tracciare di questa stagione ad Asiago e sull'altopiano in generale? Sì, le condizioni meteo oggi indicano che l'estate sta finendo, però in realtà ci sono tante iniziative e tante manifestazioni che prolungheranno la stagione estiva qui ad Asiago nell'altopiano. Quindi il bilancio sicuramente è un bilancio positivo, vogliamo ovviamente aspettare i dati che arriveranno alla fine della registrazione del mese di agosto, però abbiamo avuto una stagione estiva caratterizzata da buone presenze che si vanno ad aggiungere, a sommare alle ottime presenze che si sono registrate invece nei primi 5 mesi in altopiano. Questo fatto è sicuramente positivo, incremento turistico nei primi 5 mesi del 2023 che andiamo a sforare il più 30%, quindi anche se c'è stata una leggera flessione nel periodo di luglio caratterizzato da un'instabilità meteorologica, certamente andremo a avere un quadro generale dell'anno positivo. Tante sono le iniziative fatte dall'amministrazione, tante le migliorie apportate nel comparto turistico e anche l'attenzione da parte del distretto del commercio, degli operatori che sempre più stanno sviluppando iniziative e attività volte a intercettare un turismo che apprezza appunto il lavoro che stiamo facendo. Che tipo di turismo caratterizza il vostro territorio, assessore? Il target è la famiglia, difatti sono innumerevoli gli interventi che stiamo portando avanti per realizzare opere e iniziative che riescano a rispondere alle esigenze delle famiglie e anche una sorta di certificazione che stiamo sviluppando e studiando proprio con gli operatori per portare il target famiglia anche negli alberghi, nelle strutture ricettive e quindi caratterizzare la recettività di famiglia quale recettività ideale per il nostro territorio. È un altopiano di Asiago che guarda con fiducia anche alla stagione invernale. Assolutamente l'inverno è stato, possiamo dire, salvato grazie alla lungimiranza degli amministratori che da più di 20 anni hanno impegnato il loro tempo per sviluppare strategie di potenziamento del comparto turistico invernale. Con l'ammodernamento dei vari impianti Caberlaba, Melette, Verena e altri impianti che verranno sostituiti abbiamo salvato la stagione invernale e la risposta, come le ho detto, l'abbiamo già registrata nei primi 5 mesi di questo 2023 che ha incrementato del 34% le nostre presenze in altopiano. Io ringrazio l'assessore al turismo del comune di Asiago Nicola Lobbia e restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Monica Smiderle, quindi bene turismo in montagna, buone le previsioni, è andata bene anche al mare, salvo questa
coda di maltempo che ha per esempio provocato dei danni gravissimi a Jesolo con una tromba d'aria. Rivediamo immagini impressionanti di questo fortunale. Tromba d'aria e mareggiata sulle nostre spiagge con il mare inferocito che ha rosicchiato sedie, ombrelloni, lettini e pure tutto l'arenile. In 6 secondi a Jesolo il mare ha divorato un intero arenile, 6 secondi di puro terrore. Stesso copione a Caorle e Punta Sabbioni, dove la forte pioggia ha provocato pure un blackout, gettando nel panico turisti, operatori e residenti. Nel San Donatese caduti oltre 40 mm di pioggia. Drammatico il bilancio per il turismo con la conta dei danni. Siamo stati in visita questa mattina insieme all'assessore al demanio Alberto Maschio per verificare i primi danni di questi eventi di mareggiate che purtroppo spesso durante l'ultima settimana di agosto succedono. Siamo confrontati con gli operatori, ovviamente i danni sono circoscritti in una parte del territorio, la zona della Pineta, che purtroppo storicamente è interessata dal problema. I danni sono sicuramente ingenti, ma in ogni caso la stagione è salva e verrà conclusa senza particolari problemi. Gli operatori sono già al lavoro per il ripristino. Il più colpito è stato lo stabilimento balneare Riviera Levante. Questa notte verso le 3 c'è stata una tromba d'aria improvvisa, questione di 6 o 7 secondi, un vortice che ha travolto un fronte di 80 metri, distruggendo praticamente tutto. In questo momento stiamo ricostruendo quello che possiamo recuperare, lo recuperiamo, 120 ombrelloni, insomma, sono volati via e li stiamo cercando in mezzo alla pineta, anche per toglierli, perché sono tutti distrutti. Ha spezzato in 2 dei lettini di velto ombrelloni che pesano quasi 3 quintali. Federconsorzi Arenili e Comune sono decisi nel trovare una soluzione che risolva definitivamente il problema. Dovremo vedere quali saranno le cause, perché ogni volta che c'è una piccola mareggiata in questa parte si crea appunto questo disagio. Nella giornata di oggi avremo un incontro con Federconsorzi per la programmazione degli interventi di ripascimento per il prossimo inverno. Contemporaneamente stiamo lavorando, grazie anche alla procedura di istanze per le concessioni demaniali ex legge 33, a raccogliere una somma che indicativamente si aggirerà sui 10 milioni di euro per pianificare insieme con la Regione del Veneto degli interventi strutturali per mettere in sicurezza quella parte del litorale. Danni da maltempo e purtroppo quest'estate anche comportamenti incivili. A Borso del Grappa la cappelletta di Papa Pio X trasformata in un gabinetto. Chi non ha visto la celebre foto del 1901 che ritrae il cardinale Giuseppe Sarto, di lì a un paio d'anni eletto al soglio pontificio con il nome di Papa Pio X, salire verso la vetta più alta del massiccio del Grappa a dorso della famosa Mula Bianca. Una bella avventura per quei tempi, da Venezia passando per Borso, Semonzo, fino a inerpicarsi per Campocroce. Un viaggio con bivacco in una casera di Montanari a metà percorso. Oggi quella casera è una cappella con lapide commemorativa. Ebbene, qualche incivile ha trasformato quella cappella in un gabinetto a cielo aperto. Degrado, sporcizia e una profonda mancanza di rispetto per un luogo tanto caro alle genti della Pedemontana. Ecco la segnalazione che ci arriva direttamente dal sacrestano della cappella. E vogliamo segnalare al TG Bassano quello che succede dietro la noncuranza che troviamo dietro la cappella. La gente viene qui, bivacca e poi lascia così questo immondenzaio che certamente non fa onore, deturpa il paesaggio, non rende memoria a questo luogo a cui le genti della Pedemontana sono legati, e quindi vogliamo segnalare a TG Bassano questa noncuranza. È davvero gravissimo comportamento. Vediamo adesso, andiamo a Vicenza sulla dismissione del depuratore
Sant'Agostino. Ieri sera il primo incontro pubblico tra l'amministrazione comunale e i residenti tormentati da odori nauseabondi, e dura da anni questa situazione. Ospiti principali vertici di Viacqua, la società che gestisce l'impianto. Sentiamo cosa ci dice in diretta Daniele Garbin con, credo, il presidente Giuseppe Castraman. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo a Sant'Agostino, alle mie spalle il depuratore della zona, con me il presidente di Viacqua Giuseppe Castraman. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui a parlare della dismissione di questo impianto, e che sarà però nel prossimo futuro, ce ne parlerà il Presidente, soprattutto alla luce dell'incontro che è già avvenuto ieri sera con i cittadini. Insomma, un incontro molto atteso, la prima volta viene fatto proprio questo incontro con l'amministrazione comunale, perché ci si lamenta soprattutto degli odori che questo impianto provoca, e in questi sono decenni insomma, che sta ossessionando e comunque dando fastidio ai cittadini, che hanno chiesto interventi che non sono mai stati fatti. Ieri sera un primo incontro, com'è andata, Presidente? Beh, è andata come tutte le assemblee che nascono da un problema. Sicuramente qualcuno è uscito deluso, qualcun altro diciamo con un po' più di ottimismo, perché abbiamo detto le cose come stanno. E stanno che questo impianto dovrà durare 10 anni ancora, perché sono i tempi di realizzazione di Casale, ma nel frattempo noi faremo tutti gli interventi migliorativi per cercare di diminuire il forte impatto diciamo, ambientale delle emissioni d'origine. Ecco, voi avete fatto un impianto, un provvedimento sperimentale, no? Avete iniziato con una copertura da quando lei si è insediato 2 anni fa. Sì. Di che tipo? Che cos'è? Allora, il primo esempio è proprio qui, dietro alle mie spalle abbiamo una copertura mobile, è entrata in funzione a giugno, e già i primi rilevi hanno fatto sì diciamo, che l'impatto di questa vasca sia al di sotto della metà di prima, quindi questa copertura la estenderemo a tutte le vasche possibili insomma. Poi voglio ricordare che come Consiglio di amministrazione nel settembre 2022 abbiamo fatto un importante stanziamento di 2 milioni di euro per cercare diciamo, di accompagnare alla fine diciamo, della vita questo impianto nel migliore dei modi, perché è un impianto che ha quasi 50 anni e quindi ha necessità anche di lavori di manutenzione straordinaria che servono anche per ridurre l'impatto d'origine. Allora, per quanto riguarda invece Casale, quello che sarà poi l'impianto definitivo che questo andrà a accorpare, che tempi sono? Casale, noi abbiamo già ricevuto un'offerta dopo il bando di gara, la commissione si è insediata, speriamo diciamo, in tempi di qualche mese di affidare diciamo, l'appalto. I tempi sono, è inutile nasconderci, 10 anni. È uno dei più grandi impianti di depurazione civile della nostra provincia, servirà a quasi 300.000 abitanti equivalenti e verrà dismesso l'impianto di Sant'Agostino. Questo diventerà solamente una centrale di sollevamento, ma verranno chiusi altri impianti. È una grande opera, come tutte le grandi opere hanno necessità purtroppo di tempi burocratici, di tempi di cantiere abbastanza lunghi. Ecco, per riassumere possiamo dire una buona e una cattiva notizia per i cittadini. Da una parte c'è questa notizia di 10 anni per riuscire a chiudere definitivamente l'impianto, dall'altra però gli odori dovrebbero essere ridotti della metà, quindi c'è anche una forma di monitoraggio che farete e vi impegnate a ridurre. Qual è? Allora, la forma di monitoraggio è dire di un stretto dialogo con l'amministrazione comunale di Vicenza, ma anche col comitato, per vedere l'andamento delle opere, i nostri investimenti e quello che verrà realizzato. È un'informazione puntuale di come stanno le cose. Questo è l'impegno che ci diamo. È un impegno non solamente finanziario, societario, ma anche un impegno di tutti noi, anche sapendo di un disagio di un impianto di depurazione all'interno di una zona residenziale. Ecco, e con questo allora ringraziamo il Presidente. Grazie a voi invece. E restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele e all'ingegner Castraman. Parliamo purtroppo ancora di Covid, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. C'è una nuova variante che provoca febbre e raffreddori. Sentiamo cosa dice il direttore dell'ULSS Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. La situazione Covid nella Marca diciamo che è sotto controllo assolutamente. I casi settimanali ogni 100.000 abitanti sono
39 contro un anno fa 332, quindi credo che effettivamente non ci sia da preoccuparsi. A distanza di 3 anni dalla pandemia pensavamo di non dover più sentire la parola Covid, invece se ne torna a parlare per una nuova variante che ha fatto ammalare diverse persone. Virologi e autorità sanitarie stanno esaminando l'ultima variante perché è profondamente mutata rispetto a tutte le precedenti. Nelle prossime settimane ci diranno se cambierà la storia della pandemia. I contagi nella Marca questa settimana sono 127, tra i più colpiti gli over 80. I ricoveri nell'ospedale di Treviso non mancano, ma fortunatamente sono pochi. È chiaro che abbiamo anche delle persone ricoverate. La settimana scorsa abbiamo avuto anche 2 persone che sono state ricoverate in pneumologia, 2 anziani, per ovviamente problemi polmonari. Abbiamo una decina di persone ricoverate per Covid positive, però voglio dire, la situazione è assolutamente sotto controllo, per cui devo dire che i tassi oggi ancora di incidenza di patologia da Covid sono molto limitati. Nel periodo autunnale consiglio dei sanitari per gli anziani over 70 o persone che abbiano pluripatologie di fare la vaccinazione sia l'anti-influenzale che per il Covid. Perché in questo modo le persone si proteggono e anche i familiari di coloro che sono fragili dovrebbero ovviamente vaccinarsi. Il Covid attualmente si manifesta con mal di gola, tosse stizzosa, poca febbre, una patologia blanda ma da non sottovalutare. Il test antigenico molecolare non è più obbligatorio, ma resta raccomandato soprattutto per le persone fragili o per chi le frequenta. Soprattutto se una persona deve andare a trovare una persona fragile. Comunque in ogni caso, quando si è in contatti con persone fragili e si ha mal di gola, sempre è preferibile tenere la mascherina. In caso di positività non vi è più l'isolamento, il Ministero consiglia l'uso della mascherina soprattutto nel contatto con persone fragili. Servizio di Nicola Marcato. Intanto è stato presentato a Venezia il primo medico di famiglia assunto grazie alla campagna di reclutamento internazionale dell'ULSS 3. L'ULSS 3 ha presentato il dottor Sebastiano Marchi, primo medico di famiglia che prenderà servizio in Laguna dopo essere stato assunto attraverso la recente campagna di reclutamento internazionale per i professionisti della medicina generale. La difficoltà al pensionamento di un medico di medicina generale è quella di trovare un sostituto. Comune e ULSS stanno lavorando da alcuni anni ormai per fare in modo che questa transizione a Venezia non sia difficile come purtroppo in alcuni casi è stata. E quindi grazie alla collaborazione tra Comune e ULSS abbiamo individuato delle soluzioni anche logistiche in grado di ospitare ambulatori fino a che il medico non si ambienta e raggiunge il numero di pazienti tale da garantirgli una sostenibilità economica, e tutta una serie di altri tipi di collaborazione logistica, pratica, anche di consigli per fare in modo che un medico che viene da fuori, che non conosce Venezia e quindi possa avere questo timore rispetto a questa particolarità, in qualche modo possa entrare in confidenza con la città, essere guidato nel mettere radici e iniziare qui l'attività. Per incentivare la candidatura di nuovi medici a Venezia, infatti, l'ULSS 3 aveva realizzato una campagna promozionale con lo slogan "Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta". Anche in questo caso abbiamo speso bene, penso, i soldi dei cittadini. Sì, abbiamo speso qualcosa per fare questa campagna pubblicitaria, però da questa sono arrivate tantissime disponibilità. Abbiamo scelto e messo in graduatoria 16 candidati e il primo oggi prende servizio. Il caso ha voluto che fosse proprio un giovane veneziano ad aprire quella che è questa nuova evoluzione dell'assistenza per la medicina generale a Venezia. È stata una giornata storica per l'ULSS 1 Dolomiti, che ha annunciato l'attivazione della guardia attiva medica neurologica H24. Non era mai accaduto in precedenza. Sentiamo Tiziana Bolognani. Pieno ripristino delle dotazioni di posti letto, 18 a Belluno e 14 a Feltri, avvio guardia medica attiva H24 su Belluno, mantenimento guardia interdivisionale su Feltre con pronta disponibilità integrata neurologica, aumento delle agende ambulatori per le prestazioni agli esterni. Dopo la presentazione della diagnostica specialistica per la gestione dell'ictus al quinto piano del quartier generale dell'ULSS Dolomiti, oggi si è brindato alla giornata storica per l'azienda e le neurologie di Belluno e Feltre, che entro l'anno potrebbero essere riconosciute unità di secondo livello. Per la prima volta, dopo tanti anni, dopo tanti tentativi, riusciamo ad attivare per la neurologia di Belluno la guardia attiva neurologica,
La guardia attiva neurologica significa che il neurologo sarà in ospedale 24 ore al giorno, ovviamente in turni divisi diurni e notturni. Un traguardo dopo le difficoltà dei mesi scorsi causate dalla mancanza di medici. Abbiamo tenuto botta, ha detto il dottor Sandro Cinquetti, temporaneamente direttore sanitario facente funzioni. Questo non è stato solo il lavoro dei neurologi, ma delle guardie interdivisionali, della rianimazione, dei trasporti sanitari tramite il SUEM. Questa rete straordinaria che in questa provincia è vitale ha consentito di mantenere livelli assistenziali sia sulla parte ricovero sia sulla parte ambulatoriale di tutto rispetto. I numeri d'altro canto confermano che le prestazioni erogate nel primo semestre del 2023 non hanno registrato scossoni rispetto all'anno precedente, così come i ricoveri. Siamo passati da un momento di estrema difficoltà che abbiamo superato con questa collaborazione a un momento in cui riusciamo a crescere. Per cui con l'apporto dei colleghi anche esterni riusciamo anche noi ad avere in questo momento 14 posti letto per i pazienti neurologici. Per lo step successivo manca un'equipe per l'esecuzione della trombectomia che già viene eseguita all'ospedale di Belluno. Stiamo attivando per avere la possibilità di avere tutto ciò che serve, cioè il materiale e le possibilità tecniche da utilizzare, e ci stiamo attivando anche per la formazione del personale per riuscire nel più breve tempo possibile a portare la trombectomia a Belluno. Un grande lavoro di squadra che ha visto la collaborazione dell'ULSS 2 e dell'azienda ospedaliera di Padova per la copertura dei turni medici, oltre alla rete interna fra le neurologie, il SUEM, il pronto soccorso e le rianimazioni. Quando si parla di sanità il bicchiere è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto, no? Allora dobbiamo anche vedere quello che di buono si sta facendo e riconoscere i servizi che si danno. Certo, si può sempre migliorare, stiamo lavorando per questo, e io penso che i risultati raggiunti qui nell'Usuno bellunese da tanti anni, dal 2010 in avanti, e vabbè, in particolare in questi ultimi 3 mesi, ne siano testimonianza. Un'altra breve pausa e torniamo di nuovo con voi, state qui, grazie. Via all'80ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, è arrivato il ministro Sangiuliano per l'inaugurazione della nuova Sala Perla nell'ex Palazzo del Casino, c'era anche il sindaco Brugnaro. Il cinema italiano, come dire, è la proiezione del nostro immaginario, storicamente ha avuto sempre una grande vitalità. Adesso, dopo che ci sono stati degli anni di appannamento, io credo che il cinema italiano stia vivendo un nuovo momento felice attraverso grandi registi che ci sono e che sono di grande consistenza. Il ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano è già arrivato al Lido per la preapertura della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Questa mattina ha presenziato, insieme al sindaco Brugnaro, agli assessori Zaccariotto, Zuini e Venturini, alla presentazione della nuova sala d'arte all'interno dell'ex Casino, spazio che servirà per la mostra ma anche per tutta l'attività congressuale del Lido. Sangiuliano ha speso parole importanti per tutti coloro che lavorano nel mondo del cinema. Tante categorie che però sono dimenticate, che sono sotto i palchi e non sono sulle luci del palco, ma sono sotto i palchi, ma che sono importantissime perché sono loro che poi rendono possibile. Il cinema è fatto anche di chi trasporta le luci, di chi trasporta i cavi, di chi monta i palchi, di chi sposta le scenografie e quindi di chi fa il guardarobiere o la guardarobiera, cioè tutte queste persone concorrono al mondo della cultura, del teatro e del cinema, e quindi ci siamo voluti occupare di loro. Il ministro, accompagnato nel suo tour in Laguna dal senatore veneziano Speranzon, ha poi assicurato di essere al lavoro per la salvaguardia di Venezia dopo i ripetuti allarmi dell'UNESCO, ma di non voler al momento dare anticipazioni. Sarà una grande mostra, abbiamo l'onore di avere il Ministro della Cultura che ci ha aiutato, ci sta aiutando per grandi lavori qua a Venezia. Qui il Comune ha ricomprato prima di tutto dal Casino tutto il palazzo. Con un investimento di più di 30 milioni è tornato nella proprietà del Palazzo del Cinema del Comune. E poi abbiamo messo altri 35 milioni per ristrutturarlo e nel prossimo anno ancora sarà finito tutto. Comunque venite a vederlo perché è bellissimo. E questa mostra come se l'aspetta? Me l'aspetto bella, mi spiace che non manchino alcuni attori protagonisti che sono americani per lo sciopero degli attori americani, però abbiamo un sacco di bei film, c'è tantissima bella gente e poi
contemporaneamente ci sarà la sfilata di Armani, che adesso andremo a vedere volentieri perché insomma, ha accettato il mio invito all'Arsenale a venire. Gli daremo anche un premio speciale della città a Giorgio Armani. A dimostrazione dell'attenzione che c'è da parte di questo governo attraverso il suo ministro della cultura nei confronti di questa città, che è sicuramente riconosciuta come un'eccellenza dal punto di vista della cultura, non solo della cultura che può esporre grazie alle testimonianze del passato dal punto di vista architettonico, artistico, culturale, ma anche grazie alle produzioni culturali. Avete sentito il senatore Raffaele Speranzon e Lorenzo Maier poteva non intervistare la madrina della Mostra del Cinema e no che non poteva, sentiamo. Madrina, ben arrivata a Venezia, com'è stato questo arrivo? È stato bagnato sicuramente, quindi arrivo bagnato, arrivo fortunato e speriamo appunto di portare fortuna a questa 80ª mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È un grande onore per me essere qui e soprattutto un anno così importante. Quando vi è stato comunicato, così proposto di fare da madrina al festival, cosa ha pensato? Non me lo sarei mai aspettata, sinceramente sapevo di essere nella rosa, però avrei immaginato giustamente un'attrice emergente, un'attrice giovane che porta sulle sue spalle il futuro del cinema italiano e quindi non me la sarei mai aspettata. È stato veramente un grande regalo e spero veramente di non deludere Alberto Barbera domani sera. Non è una rinascita, ma è sicuramente una conferma che il cinema italiano è veramente importante e si vede appunto anche nella mostra internazionale qui a Venezia. Venezia per me è veramente un luogo che ahimè conosco molto poco da turista, però tante volte qui per lavoro, quindi mi auguro che porti ancora più lavoro e ritornare spesso a lavorare a Venezia. Io non sono contro il turismo, al contrario, però credo che si possa fare un turismo intelligente affinché la bellezza di Venezia non venga distrutta, ma allo stesso tempo i commercianti, i ristoranti, gli alberghi possono vivere, quindi credo che in tutto, usando l'intelligenza, si possa fare qualsiasi cosa. Un abbraccio agli spettatori di Antenna 3 e vi aspetto qui alla Mostra di Venezia. Poi ha detto anche a Rete Veneta. Allora, vediamo sempre sulla mostra il docufilm Tina Anselmi, Genesi di un monumento, è un racconto del progetto del Comune di Castelfranco sulla realizzazione di un monumento dedicato a quella che fu la prima ministra donna d'Italia. Una donna che da Castelfranco Veneto, una città così distante da Roma, è riuscita ad arrivare ai vertici del Parlamento italiano. Nasce nell'ambito di un progetto studiato per valorizzare la figura di Tina Anselmi, prima donna ad assumere la carica di ministro, il docufilm sulla realizzazione del monumento che la città di Castelfranco Veneto vuole donare alla cittadinanza nel suo ricordo. Un orgoglio reso possibile dalla collaborazione con la Regione del Veneto, con Veneto Film Commission, con Tina Anselmi che torna al centro di questa nostra progettualità partita un paio d'anni fa, che ha l'intento di valorizzare la prima donna ministro, una staffetta partigiana, la Presidente della Commissione P2 e quindi un personaggio sicuramente irripetibile. L'amministrazione comunale tra i mesi di aprile e maggio, con il supporto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha organizzato una mostra di bozzetti e studi preparatori realizzati dai giovani artisti per creare un monumento. Ma un percorso che facesse in modo tale che il nome di Tina Anselmi sia e rimanga associato alla città che le ha dato i natali per sempre. Il video, realizzato dall'Associazione Internazionale del Diritto e dell'Arte e dell'Associazione Istoire, propone questo percorso con la voce dei protagonisti ed approfondimenti che valorizzano il lavoro svolto. Il trailer sarà presentato giovedì 31 agosto nello spazio espositivo della Regione Veneto all'80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Servizio di Edi Caliman è tutto per oggi, grazie a Andrea Basso e a Mattia Pizzaia in regia. Ci vediamo stasera, se lo vorrete, alle 21:15 a Focus. Buona giornata.